vogliono cancellare. Lei si riferisce al documento dell'Unione Europea sul Natale. È un anacronismo questo. Questo, nella storia, tante dittature hanno cercato di farla. Pensa a Napoleone, da lì. Pensa alla dittatura nazista, la comunista. È una moda di una laicità anacquata, acqua destillata. Ma questa è una cosa che non funzionò durante la storia. Ma questo mi fa pensare una cosa, che parlando dell'Unione Europea, che credo che sia necessaria, l'Unione Europea deve prendere in mano gli ideali dei padri fondatori, che erano ideali di unità, di grandezza, e stare attenta a non fare di strada a delle colonizzazioni ideologiche. Questo potrebbe arrivare a dividere i paesi e fallire l'Unione Europea. L'Unione Europea deve rispettare ogni paese come è strutturato dentro, e la varietà dei paesi, e non volere uniformare. Io credo che non lo faranno, non è la sua intenzione, ma stare attento, perché dalle volte le buttano lì progetti come questo e non sanno cosa fare, non so, mi viene in mente, no? No, ogni paese ha la propria peculiarità, ma ogni paese è aperto agli altri. Unione Europea, sovranità sua, sovranità dei fratelli in una unità che rispetta la singolarità di ogni paese, e stare attenti a non essere veicoli di colonizzazione ideologica. Per questo quello del Natale è un anacronismo. Grazie Santità.